Se finora si era parlato di ammortamento capace di incidere sulla decisione finale sul fare o non fare un investimento, oggi l'evoluzione di Industria 4.0 punta dritto all'innovazione per contrastare la perdita di sapere e conoscenza, unico vero rischio che mina il Made in Italy. Per le imprese del Nord-Est è un'occasione unica di rilanciarsi sul mercato emulando processi industriali che danno valore aggiunto al prodotto ed è Confindustria Veneto a partire con l'acceleratore prima in Italia con un'iniziativa che vuol fare del Veneto un laboratorio per lo sviluppo del paese. Abbiamo chiamato i 100 luoghi dell'innovazione dove sceglieremo o chiederanno di essere scelte alcune realtà imprenditoriali di eccellenza che sentono di voler mettere a disposizione delle altre imprese le proprie conoscenze, le proprie metodologie e i propri motivi di successo. Confindustria Veneto e Regione si sono incontrati per condividere iniziative di diffusione degli strumenti di sostegno alle imprese, mentre prosegue di pari passo il lavoro con il mondo accademico. Abbiamo chiesto alle 4 università del Veneto di aiutarci a selezionare le aziende di Industria 4.0 e questo stiamo facendo proprio in queste settimane. I bandi scadranno in aprile e non bisogna perdere tempo, tanto più alla luce dei dati elaborati da Fondazione Nord-Est sulla capacità di intercettare gli incentivi. Il 46% delle imprese venete ne ha approfittato, ma c'è ancora una buona fetta di imprenditori che non nutrono interesse o peggio, che non hanno i mezzi finanziari per affrontare gli investimenti, segno che la ripresa del territorio, un tempo locomotiva del Nord-Est, è ancora di là da venire, ma la fiducia c'è. Noi siamo il Veneto, sappiamo perfettamente che cos'è il Veneto nel mondo, cosa che si è costruita con tutte le categorie di prodotto che abbiamo, non sono solo Prosecco e occhiali, ma c'è il mobile, l'alimentare, insomma siamo un'eccellenza a 360 gradi.